Sono Mauro Cancian, direttore dell'unità operativa semplice ed ipertimentale dell'allergologia dell'azienda Ospedale Università di Padova. Le allergie rappresentano una reazione avversa che si manifesta in alcune persone, anzi una quota direi abbastanza rilevante della popolazione che attualmente raggiunge perlomeno il 15%, nei confronti di sostanze che sono normalmente percepite come innocue dal nostro organismo. Penso per esempio ai pollini da cui siamo circondati, ai farmaci che noi assumiamo al bisogno o in alcuni casi continuativamente per arrivare agli alimenti di cui ci nutriamo ogni giorno. Esistono attualmente diverse armi terapeutiche che noi possiamo modulare in base alla severità dell'allergia. Diciamo che i presidi conosciuti da tutti sono in particolare gli antistaminici che vanno ad antagonizzare l'effetto del mediatore principale dell'allergia, questa piccola molecola appunto che si chiama istamina. Poi abbiamo i cortisonici, abbiamo nel caso delle patologie respiratorie tutta una serie di broncodilatatori e di steroidi topici antinfiammatori, fino ad arrivare ai farmaci salvavita ed in particolare l'adrenalina. Le allergie presentano un ampio spettro di reattività, si va dalla rinite che può apparire banale anche se è un fastidio che a volte quando persistente è molto importante, ma poi si arriva all'orticaria, si arriva alle forme più importanti, l'angioedema. L'angioedema è importante quando soprattutto coinvolge le vie aeree perché può creare soffocamento, l'asma che è una patologia potenzialmente molto severa e infine l'espressione più importante dell'allergia, l'anafilassi. L'anafilassi è una reazione sistemica che coinvolge più apparati e può arrivare con lo shock anafilattico anche alla morte del paziente se non adeguatamente trattata.